Allora, questa sera siamo particolarmente contenti perché abbiamo inaugurato il prestigioso restauro del Salone Comitale degli Stemmi all'interno del Castello di San Martino, da tutti conosciuto come il Castello del Vescovo di Vittorio Veneto. Questo salone, datato 1585, attribuito all'opera e alla volontà del Vescovo Marco Antonio Mocenigo, si instaura all'interno di tutti i restauri che stiamo compiendo e stiamo portando avanti all'interno del territorio diocesano. Abbiamo inaugurato il giorno di San Tiziano il restauro della cripta e in modo particolare della sacrestia della cripta della cattedrale e oggi ci troviamo qui all'interno di questo antico maniero proprio per festeggiare il rivivere dal punto di vista artistico, ma anche il rivalorizzare un'opera di grandissima importanza. Questo salone che è arricchito dalla presenza di queste grottesche che sembrano essere appunto di questo autore, che potrebbe essere il Pozzo Serrato, anche se non ne abbiamo certezza al 100%, e che sono sicuramente un emblema speciale, particolare e un unicum all'interno del territorio, almeno della nostra diocesi cenedese.